Buongiorno a tutti. Non nascondo un po' di emozione, anche perché dopo un po' di anni di attività, soprattutto amministrativa, mi trovo oggi a dover rappresentare un partito, il partito direi, iniziamo a dire il partito oggi esistente in Italia, perché il resto non può essere definito così, questo dobbiamo dircelo, insomma, anche per darci fin da subito un po' di morale. Con emozione e con riconoscenza per chi ha fatto il lavoro fino ad oggi, lo farà fino alle prossime settimane, quindi a Rosanna e a tutto il gruppo dirigente, perché dobbiamo anche dircelo ogni tanto che far politica oggi in Italia, ma anche in Veneto, non è la cosa più semplice. Mettersi a disposizione per la comunità non è la cosa più semplice. È un processo molto complicato, che è ricco soprattutto di amarezze spesso nei confronti con i cittadini, perché non possiamo avere le soluzioni per tutto. Però su una cosa sì posso garantire, rispondendo un po' a quello che ho sentito questa mattina. Garantire quell'umiltà della politica, quell'umiltà anche di essere cittadini e cittadine tutti i giorni, al di là del ruolo che abbiamo e delle responsabilità, e quell'approccio di ascolto rispetto ai problemi degli italiani e dei veneti. Non è banale dire questo oggi, perché oggi ci troviamo in una fase politica talmente complicata e talmente in evoluzione che riportare ad alcuni valori fondamentali dei rapporti fra le persone è fondamentale anche per fare bene l'attività politica. Avete detto tutti bene, servono le idee, servono i progetti, servono le alleanze, servono le visioni strategiche, serve soprattutto in questo momento ridare credibilità e umanità alla politica, nei rapporti tra le persone. Troppo spesso insomma, la politica è cosa altra, e io credo che in questo senso il Partito Democratico in Italia, nel Veneto, in tutte le nostre province, abbia tutte le carte in regola. Perché abbiamo un popolo straordinario, che è il popolo dei militanti e degli iscritti, che è il popolo delle segreterie provinciali, che è il popolo che ha lavorato nella segreteria regionale, che sono i nostri eletti a tutti i livelli, che lavorano con questo spirito. E dobbiamo anche dirlo con forza che poche mele marce, che ogni tanto saltano fuori anche nel nostro campo, non sono nemmeno paragonabili con le cose estreme che vediamo negli altri campi, e dobbiamo anche rivendicarla questa dignità del fare la politica dentro il Partito Democratico. Ecco, allora su questo io posso dare anche garanzie rispetto a questo approccio, no? Di servizio che la politica deve avere. Un approccio che poi internamente deve tracciare una linea molto severa anche da un punto di vista della nostra organizzazione, no? Io provengo da uno di quei territori, mi è piaciuto l'intervento degli amici di Rovigo, da uno di quei territori che vengono definiti marginali, no? Nell'economia, nella struttura, no? I segretari provinciali, che sono il vero motore organizzativo. L'aspetto regionale ha un aspetto di coordinamento importante, ma il vero motore sul territorio sono le nostre 7 province con i 7 responsabili. Ecco, allora questo io do ampie garanzie. Questo rapporto deve essere viscerale, quotidiano, e deve essere molto operativo per rendere operato in questi 10 anni di attività amministrativa a declinare da un punto di vista concreto le proposte che dobbiamo fare. Perché noi dobbiamo avere un'idea alta di Veneto, una prospettiva per i prossimi 20 anni, ma dobbiamo anche dire cosa vuol dire città metropolitana per i veneti. Perché dire le 2 grandi aree metropolitane, la specificità della montagna, e poi non tradurlo in cose concrete per i cittadini, sarà che la mia anima di sindaco vi è sempre fuori, quindi dovrete scusarmi, il messaggio non passa. Cosa sono le città metropolitane? Qual è il progetto del Veneto rispetto a una nuova articolazione? E in questo senso, insomma, io credo che il mio contributo anche rispetto alle riforme che si stanno strutturando a Roma, e qui dobbiamo tener conto di quello che sta succedendo a Roma, perché dobbiamo mettere insieme gli indirizzi della politica nazionale, guarda caso, portata avanti dal nostro partito con ministri nostri, e dobbiamo declinarli al meglio per una regione che guarda al futuro. Punti di eccellenza che devono servire alle piccole e medie imprese per concentrare l'innovazione competitiva per i mercati del nostro Veneto. Dobbiamo far passare questo messaggio, perché altrimenti ci corre il rischio di fare una procedura soltanto geografica, no? Mappare il territorio e dividerlo in maniera diversa. No, vuol dire avere un'idea della regione Veneto che deve per forza tornare indietro rispetto come possiamo definirlo, alla volontà di fare tutto male, deve tornare indietro, tornare a essere
una regione di programmazione e meno di amministrazione, dare in mano i grandi centri di eccellenza alle città metropolitane, alle aree metropolitane meglio, riconoscere le specificità, e guardate che l'abbiamo già tracciato nel percorso che i consiglieri regionali hanno fatto, questa visione di Veneto già, e credere che queste specificità, mi riferisco soprattutto al Polesine e alla provincia di Belluno ovviamente, sono anche queste un'opportunità di sviluppo per questo Veneto. Voglio essere ancora più preciso, dobbiamo dire che i grandi centri di eccellenza culturale e le università, non possiamo pretendere che, e lo dico da bellunese, non possiamo pretendere che siano in ogni città del Veneto, in ogni paese del Veneto. Dobbiamo pretendere che ci siano delle grandi possibilità di innovazione e dobbiamo pretendere che queste siano messe in rete a vantaggio di tutti i veneti. Questo è declinare l'idea del Veneto rispetto al futuro. E dobbiamo anche dire in maniera molto chiara che quello che è stato fino ad oggi rispetto alla gestione amministrativa e di potere della Regione Veneto non ci appartiene. Cioè creare, sono molto d'accordo con chi prima di me ha detto, creare di continuo, frammentare l'aspetto amministrativo e di gestione, con 1000 società, 1000 enti di secondo grado, no? Provoca solo confusione da una parte, maggiore difficoltà per i nostri amministratori da una parte, i sindaci, e per i cittadini dall'altra, e ha un unico interesse, ce lo diciamo, creare poltrone per chi oggi governa questa regione. Noi questo percorso non ci interessa. Noi vogliamo disboscare, ho scritto nelle note, vogliamo disboscare, semplificare, anche qui, perché se no non riusciamo a tradurre in cose concrete quando noi parliamo semplificazione amministrativa, quando noi parliamo di togliere burocrazia per le imprese. Dobbiamo dirlo cosa vogliamo fare. Vogliamo tenere in piedi tutte le aziende e le società che questa regione ha voluto costruire? No, non ci interessa. Sul trasporto pubblico locale, giustamente qualcuno l'ha detto, allora decliniamola questa cosa qui, perché oggi siamo in una situazione, lo dico da uno che andando a Roma tutte le settimane avverte la difficoltà di territori del nostro Veneto che sono completamente abbandonati rispetto al trasporto pubblico locale. Questa è la verità. E allora dobbiamo semplificare le società da una parte e creare una rete del trasporto pubblico e non occuparci solo ed esclusivamente di fare accordi e di gestire i consigli di amministrazione, come sta succedendo oggi. Allora, questa è una delle sfide, è quello che ho voluto scrivere in maniera molto sintetica nel documento che ho intitolato, per due motivi che adesso spiego, ripartenza democratica, con due termini, no? La ripartenza rispetto a quello che ha bisogno rispetto al Veneto, che sappiamo ha vissuto anni di forte sviluppo, e sono molto d'accordo con chi ha detto che però è stato prodotto dalla bontà dei nostri amministratori delle piccole e medie imprese, dalla volontà individuale, dalle grandi capacità che hanno i veneti, e non è stato guidato dalla politica. Allora noi dobbiamo riprendere, mettere benzina a quella ripartenza del Veneto con la politica e con una pianificazione del nostro territorio. E ripartenza anche in senso calcistico, no? Così, nel senso, che cosa sono le ripartenze? Sono di un partito che non può sempre giocare in difesa e sperare, no? Deve avere il coraggio di sfidare gli avversari. E allora qui vengo anche ai temi che tutti hanno definito. Questa è la vera sfida delle alleanze. Essere noi la locomotiva del Veneto. Abbiamo parlato di locomotiva economica. Sono gli altri che devono inseguirci sulle idee. Perché noi siamo questo partito e dobbiamo avere l'ambizione. Perché, Marco, noi vogliamo bene ai veneti, io su questo non ho dubbio, tutti qua, io voglio bene, no, innanzitutto la mia provincia ovviamente mi pare indiscutibile, ma voglio bene ai veneti, noi amiamo i veneti e sappiamo qual è la potenzialità del Veneto e dobbiamo avere l'ambizione di essere la locomotiva di questo Veneto, la locomotiva politica. Dopodiché, con un programma serio, gli altri, quelli che hanno questa ambizione come noi, che vogliono coltivare questa ambizione, ci seguiranno. È lo stesso percorso che nel bene e nel male sta facendo il nostro segretario nazionale. No? Ha cambiato l'approccio. Prima inseguivamo, adesso questa è la verità. Nel bene e nel male, con scelte giuste, con scelte sbagliate. Io non entro nel merito, ovviamente. Tutti, ogni tanto corre talmente tanto che probabilmente a qualcuno viene la lingua fuori dalla bocca. Però, al di là di questo, questo è un messaggio che dobbiamo dare. Non possiamo giocare sempre in difesa la partita per il Veneto. Non possiamo farlo. Perché gli altri continuano in questa logica che credo possa essere finalmente scardinata di parlare alla pancia dei veneti e poi
deliberano in maniera precisamente opposta. Io sono stato sconcertato, lo dico perché io l'ho detto anche di persona, quando il nostro governatore viene nelle terre del Vajont e per 4 volte dice basta asfalto, no? Vedo Sergio, basta asfalto. Poi la settimana dopo in giunta ci va a finire di tutto, non solo asfalto ma di tutto e di più. Allora noi dobbiamo dirlo però in maniera chiara ai veneti che così non può andare avanti, così non può funzionare, no? Non può funzionare, dobbiamo essere anche coscienti della nostra autorevolezza in questo senso, no? Perché io sono d'accordo che la sfida è complicata. Il percorso che iniziamo oggi nel tentativo di proporre una segreteria è un punto di partenza, ne sono ben conscio e sono conscio anche di tutte le difficoltà di questa cosa, però credo che dimostriamo una maturità e uno spirito positivo nel coltivare questo spirito di unità interna del partito che vuole solo essere però lo strumento, come devono essere sempre i partiti, per guidare le scelte che dobbiamo far fuori il partito, quindi le scelte per i veneti. Oggi abbiamo parlato a lungo, no, di strategie, di alleanze e ho detto quali sono le alleanze e noi abbiamo un'occasione, anche nel percorso congressuale noi abbiamo questa occasione, no, di trovarci con un canovaccio, con delle proposte e di uscire però fuori dai nostri recinti per dire ai veneti quale alleanza civica vogliamo costruire. Cioè, l'appuntamento del 16, no, che abbiamo tracciato può essere questa primissima occasione per chiedere ai nostri iscritti e ai militanti, che coinvolgiamo sempre poco, perché noi dobbiamo creare anche dei momenti di confronto, soprattutto con quelli che vengono ogni tanto a votare le primarie. Secondo me non possiamo chiamarli a votare le primarie ogni 10 giorni, ovviamente, ma dobbiamo invece creare, anche da un punto di vista molto formale, no? Molto organizzativo direi, più che formale, dei momenti di contatto con questi che ogni tanto chiamiamo a votare, perché è molto bello venire a votare per le primarie, i 3 milioni però poi almeno a me ti chiedono conto e non è che possiamo rimandargli la mail solo nel momento in cui dobbiamo votare per poi le primarie, no, vorremmo anche sapere in mezzo cosa state facendo. Allora dobbiamo costruire un percorso per tenere in relazione, anche perché se non lo costruiamo noi corriamo il rischio, siccome la dinamica politica è in perfetta evoluzione, che ci siano altri, mi riferisco soprattutto, mi è piaciuto alcuni ragionamenti rispetto al movimento 5 Stelle, ci sono altri che ci occupano gli spazi nostri, che raccontano un sacco di bufale e a cui nessuno risponde, invece noi dobbiamo coprirli questi spazi, anche e soprattutto con questi, visto che sono quelli che sono venuti in casa nostra a mettere una firma su un foglio e a dare una preferenza a qualunque preferenza hanno dato, adesso non ci interessa assolutamente più se hanno votato Renzi, Cufolo o Civati, insomma siamo già in un'altra fase, in una fase nuova di costruzione dell'Italia e del Veneto. Sul modello di sviluppo, io sono molto convinto che il Partito Democratico debba avere la capacità di entrare nel merito delle cose. No, Lucio ha tracciato alcune linee molto importanti e quando entriamo nel merito delle cose dobbiamo avere da una parte una visione nazionale di quello che sta succedendo in Italia rispetto ai modelli di sviluppo, a quello che sta succedendo rispetto alle grandi reti di comunicazione e dall'altra, ho sentito alcuni sindaci intervenire, avere la capacità di ascolto nei confronti del territorio. Non ci sono a prescindere opere giuste e opere sbagliate, non ci sono grandi opere che dobbiamo fare e opere grandi che non dobbiamo fare, ci sono le cose che servono, una pianificazione e un confronto con i territori. Io sono uno di quei sindaci che nel corso insomma, di qualche anno era a capo di un comitato contro una grande discarica, ma ha fatto la raccolta differenziata. Era perché il nostro cementificio, e voglio essere molto concreto per capire, anche per farmi conoscere, per capire chi sono. Sono uno che vuole che i cementifici siano molto controllati dal punto di vista delle emissioni, ma poi amplia la cava, però obbligando il ripristino ambientale in continuo e quindi non lasciando il buco per decine e decine di anni e chi si è visto e poi non si sa più chi paga. Perché questo è uno sviluppo consapevole del nostro territorio. Come sapete sono uno di quei comuni che grazie alla provincia di allora ha fatto un accordo con Terna per l'interramento, però anche qui non possiamo come partito dare in mano queste partite alla buona volontà di qualche sindaco sperduto in giro per la nostra regione. Allora, e in questi esempi
banali da una parte, ma molto pratici, c'è l'esempio di quello che oggi non fa la regione. Così ce lo diciamo, no? Si occupa delle incarichi dentro i consigli di amministrazione e poi la grande pianificazione sugli atti di sviluppo, ognuno deve arrangiarsi, no? E tutti soli, tutti contro tutti. Questo è esattamente il contrario di quello che noi dobbiamo pensare rispetto allo sviluppo di questa regione. E l'esempio massimo poi è il piano casa. Allora, quando noi parliamo con gli imprenditori, a me capita spesso nella mia provincia e un po' in giro per il Veneto, quando noi parliamo con gli imprenditori sul tema urbanistico, la stagione dell'urbanistica, no, immobiliare speculativa è finita, dobbiamo dircelo, è finita. Noi siamo quella regione che per 20 anni ha costruito capannoni dappertutto senza che dietro quel capannone ci fossero le imprese, i lavoratori che ci dovevano lavorare dentro. Io invece sognerei una regione, no? E quando vado a 30 km più là in Carinzia c'è questa realtà, che se viene da me un imprenditore e mi dice il suo piano di sviluppo e mi dice che dentro quel capannone da 100 metri quadri ci vanno 50 persone per produrre questo, staranno qui 50 anni, ho bisogno dell'università, ho bisogno dei collegamenti, io in 3 mesi devo farglielo costruire il capannone. E viceversa, se mi arriva la grande immobiliare che non mi dice niente, no? E che sappiamo di per sé che deve costruire volumi senza sapere bene cosa farne, no? Non mi interessa. Noi cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo fatto spendere anni e anni di vita, quindi ci abbiamo messo 6 anni sia per uno che per l'altro, non abbiamo fatto differenza. Il capannone 6 anni ci metti a costruirlo, però abbiamo fatto perdere tempo a chi aveva bisogno di non perdere tempo e abbiamo fatto costruire in posti, e questo lo si vede nella campagna veneta, in cui non ce n'era assolutamente bisogno. Ecco, quando parliamo di togliere burocrazia, di semplificare, questo è l'obiettivo finale che dobbiamo avere, molto concreto rispetto ai nostri sindaci. Questo è l'obiettivo finale, no? Io sono nato come sindaco, come amministratore nel 2004, in cui la logica da una parte del vincolo a tutti i costi su ogni virgola di quello che è costruito e dall'altro i grandi piani regolatori ha prodotto che i nostri centri urbani stanno crollando e dall'altro abbiamo costruito sulle campagne. Dovremmo dirci che dobbiamo cambiare tendenza rispetto a questa cosa. Queste sono le cose di cui i cittadini hanno bisogno e per capirlo, per quello io dico che l'approccio è importante e per capirlo sapete come dobbiamo fare? Fare esattamente quello che fanno che facevano, no? E che fanno ancora per fortuna tanti dei nostri militanti e dei nostri rappresentanti della politica che vedo anche qui in sala. Coltivare il rapporto con i cittadini, con gli imprenditori, con le categorie, perché è solo da lì che vengono fuori le idee sane di questa regione. Questa è la verità. E siccome noi siamo quel partito che riesce a farlo, rivendichiamola questa cosa qui, diciamo a testa alta che noi questo percorso lo facciamo, perché siamo quelli che organizzano gli incontri, le serate, che vanno in giro nei mercati, noi siamo quello. Io voglio ridare, insomma, rispetto a tutto quello che ci siamo detti, questo spirito al Partito Democratico. Vinceremo, perderemo, non lo so, ma noi siamo questi, siamo quelli che possono andare nei mercati a testa alta, siamo quelli che non hanno paura di confrontarsi con i cittadini. Allora, come dicevo, la capacità di tenere insieme, quindi la capacità di tenere insieme l'unità del partito, la capacità di dare questa speranza ai giovani. Io sul passaggio dei giovani sono molto convinto. Guardate che oggi sta succedendo, al di là dei dati della disoccupazione che sono allarmanti, succede una cosa veramente paradossale. I nostri ragazzi, voi chiedetelo, parlate con i ragazzi, prendono l'aereo e vanno a Londra. Non vanno a Londra per fare gli ingegneri il giorno dopo, vanno a lavorare nel bar di Londra. Ma sapete perché restano a Londra e non vanno a lavorare nel bar di Treviso, di Verona, di Vicenza? Perché lì hanno una prospettiva. Lavorano 3 mesi nel bar e poi da qualche parte vanno a fare gli architetti e gli ingegneri. Da noi invece lavorano 3 mesi nel bar, con contratti chissà, e poi non sanno più cosa fare. Questa è la prospettiva che manca ai giovani, manca in tutta Italia, non è che manca solo il Veneto. Ma allora questo dobbiamo scardinare, la prospettiva che i nostri ragazzi hanno. E la prospettiva nasce da tutta una serie di situazioni. Abbiamo citato prima l'università, la cultura, da anche nuove forme innovative di lavori. No, io lo dico per la mia provincia, che è sicuramente sbilanciata rispetto alla manifattura. No? Il dopo del Vajont ha provocato questo, no? Una forte presenza di manifattura. Anche in queste realtà, Lucio diceva bene, noi non possiamo pensare che l'alternativa sia solo ed esclusivamente, ovviamente, no?
dobbiamo difendere i posti di lavoro, ma dobbiamo anche creare le occasioni di una nuova forma di sviluppo. E il Veneto, nel suo complesso, è esattamente una di quelle regioni che si presta, perché è la prima regione nel campo del turismo, è la prima regione come patrimonio di cultura e di bellezza, e tutte queste cose non porta via nessuno, restano qui. Venezia e le Dolomiti non ce le porta via nessuno, sono venete. No? E noi dobbiamo rivendicare e dobbiamo costruire le occasioni perché quel ragazzo che oggi prende l'aereo e va a Londra e si ferma nel bar perché dopo 2 o 3 mesi trova un posto da architetto, possa avere questa opportunità qui, perché gli si aprono opportunità in queste nuove culture anche in Veneto. Su questo fronte, come sappiamo, l'attuale governo non ha mosso foglia. E sono convinto anche che dobbiamo rialzare la testa, anche, e io lo faccio, e vedo Pierpaolo con piacere, condividendo parecchie battaglie a Roma, dobbiamo rialzare la testa rispetto al fatto che il nostro partito a livello nazionale, ma credo l'Italia intera, nell'approccio che ha col territorio veneto, non può dimenticarsi del Veneto. Questo dobbiamo ribadirlo, noi dobbiamo avere questa autorevolezza nel dirlo, e non può dimenticarsi del Veneto, ribadendo ancora una volta che la componente del governo che abbiamo attualmente deve essere riqualificata, tenuta, rafforzata, e non può essere tolta. Non possiamo tornare indietro, corriamo il rischio che quando ci sono governi di centrodestra siamo pieni di ministri che magari fanno interessi di altri. Quando c'è io questo l'ho detto in maniera molto franca, molto serena anche al nostro partito a livello nazionale. Dobbiamo rivendicare che senza il Veneto, anche nelle prospettive di tutte le elezioni, non soltanto regionali, ma senza il Veneto l'Italia non ce la fa. Cioè, dovremmo dirlo, no? Per tanti anni questo Veneto ha fatto da solo, ma senza il Veneto l'Italia non ce la fa. E quindi in questo senso anche il nostro partito deve capirlo. Insomma, io su questo prendo un impegno forte, avendo questa responsabilità anche a livello nazionale. E lo diciamo perché siamo convinti che anche qui possiamo innescare dei meccanismi virtuosi. Cito alcuni altri esempi. La sanità, no? Abbiamo un piano di riforma che la Giunta e il Consiglio ha approvato. Ecco, secondo me, io ne ho parlato spesso con i consiglieri regionali, secondo me, come sempre, si parte dalla coda, anche in questo senso. Non è possibile riorganizzare la sanità veneta, e andate a vedere quelle regioni che la sanità l'hanno riorganizzata, l'Emilia in particolare, partendo sempre dalla coda, cioè tagliando. Cioè prima tagliamo e poi vedremo, no? Non è così che funziona. Noi prima creiamo le reti nei territori, gli ospedali di comunità, no? I poliambulatori, la vicinanza col territorio, e poi riorganizziamo. Qui invece, come sempre succede, intanto tagliamo e poi vediamo, no? Noi dobbiamo avere un'altra ambizione. La riorganizzazione dei servizi non vuol dire togliere i servizi, E su questo dobbiamo mettere un punto fermo su questo fronte. Perché come sapete questa è la competenza primaria della nostra regione. Ma mi sembra che la logica vada in questo senso qui, e che è una logica che viene a discapito dei servizi al cittadino. Noi anche qui dobbiamo fare un esercizio molto semplice: mettiamo al centro il cittadino e i servizi che dobbiamo rendere a questo cittadino e le opportunità di salute che questo cittadino deve avere. Ecco, se noi rimettiamo al centro il cittadino, la riorganizzazione viene fatta in maniera efficace, perché parte prima dalle esigenze del cittadino e non dalle esigenze della regione che deve riorganizzare e tagliare. Prima pensi a cosa serve al cittadino e poi lo applichi con. Invece, insomma, mi sembra che nelle linee di indirizzo del governo regionale questo non sia. Io ho cercato di trarre un po' di spunti e di mettere giù un documento. È un documento però che voglio dirlo in maniera molto chiara, è un punto di partenza. Non è assolutamente, non vuole essere, è un punto di partenza nell'unità di partito che va costruita giorno per giorno, ne sono perfettamente consapevole. In un'organizzazione del partito che va costruita giorno per giorno. Nei rapporti fra di noi, fra le persone, fra uomini e donne che fanno parte del nostro partito, che vanno costruiti giorno per giorno. Perché io credo nelle potenzialità di tutte le nostre differenze che ci sono, no? E credo anche però che abbiamo la capacità alla fine di fare una sintesi alta e di dare al nostro Veneto una proposta di sviluppo concreta che alla fine, dopo tante discussioni, dopo tanti confronti fra di noi, però alla fine decide, perché anche questo è un valore assoluto della politica. Cioè noi dobbiamo alla fine fare la sintesi delle proposte politiche, dobbiamo alla fine fare queste sintesi e presentarci con una proposta unitaria.
Abbiamo questo tempo. Sul tema, insomma, del metodo credo che non ci sia nulla da aggiungere, insomma. No, io ho vissuto anche a livello personale cose magari molto più locali, ma le primarie ormai sono nel nostro DNA, non si discutono più. Io dico anche un'altra cosa, insomma, rispetto alle polemiche di questi giorni sulla legge elettorale. Noi le primarie le abbiamo sempre fatte, Possiamo dirlo ai nostri militanti che le primarie continueremo a farle, io dico, a prescindere dalla legge elettorale nazionale, bella o brutta che sia, Porcello o non Porcello, noi le primarie continueremo a farle per scegliere e per selezionare la nostra classe dirigente. Ormai questo è nel DNA, no? E credo che su questo ci sia poco da dire, insomma, fra l'altro gli interventi di oggi tracciano una linea che è già una linea unitaria, per fortuna. Abbiamo già un punto di unione di tutti quanti, insomma, probabilmente prendendo anche dagli esempi del passato e prendere degli esempi del passato, giusti o sbagliati che siano, credo che sia sempre un bel esercizio. Come dicevo, è un documento che è in itinere e nella modalità di approccio a questo congresso credo molto, no, nell'utilità di trasformare questo congresso regionale non tanto in una liturgia dell'unità interna, eccetera, no, capovolgiamo la cosa, facciamo in modo che andiamo tutti quanti noi che siamo dirigenti nei circoli, nei territori per dire eccoci qua, siamo pronti per la sfida del Veneto, eccoci qua, abbiamo una bozza, abbiamo un canovaccio, ma siamo ovviamente disponibili e pronti a prendere le sollecitazioni dei cittadini veneti. E allora il 16, no? Come hai tracciato bene tu, Rosanna, questa può essere una primissima occasione, no? Per mettere insieme per qualche ora i nostri militanti, i nostri iscritti, i nostri partitici, quelli che partecipano alla vita del nostro partito e dirgli cosa ne pensate del nostro partito e del futuro del Veneto. Cosa volete? Che idea avete? Dateci una mano, perché credo, e qui sì, credo che sia una sfida sicuramente in salita, come è stato detto, ma che ne vale la pena assolutamente percorrere. Credo che ci sia anche nel sentimento del popolo veneto una grande voglia di alternativa rispetto a quello che sta succedendo, no? Ci sono delle incognite, abbiamo detto il Movimento 5 Stelle, eccetera, ma c'è sicuramente nel sentimento del Veneto una grande voglia di alternanza rispetto a quello che è successo, no? Io credo che i veneti siano pronti a provare cose altre rispetto a quello che hanno provato negli ultimi anni. E allora è su questa la vera sfida, no? Ripeto, all'interno del nostro partito discuteremo, ma fuori saremo uniti e pronti ad accettare questa sfida. E io devo dire, insomma, che ho affrontato questo percorso e queste settimane, insomma, di incontri che abbiamo fatto all'interno delle varie anni del nostro partito e ho notato, e lo devo dire esternamente, una grande voglia di costruire. Allora io ringrazio veramente tutti, sono stati tanti, molti, che hanno lavorato in queste settimane, la rete che abbiamo, perché insomma ieri abbiamo detto iniziamo a raccogliere le firme e ce ne sono molte di più delle 500 che servono, insomma, ma molte di più. Allora questo cosa vuol dire? Non è merito mio, non c'è, qui non c'entra niente il nome, qui c'entra il fatto che noi siamo un partito, siamo organizzati e abbiamo la dignità e la volontà per vincere le sfide del Veneto. Il resto, credo, ne parleremo nelle prossime settimane, ma dobbiamo avere fiducia. I veneti sono pronti e anche il Partito Democratico credo è pronto a prendere per mano questa sfida accattivante, ma credo nell'interesse dei veneti. Grazie. Roger, un applauso convinto, vuol dire che la sfida la raccogliamo subito, la rilanciamo e il partito è unito assieme a te andiamo verso il 2015. Grazie e buona giornata a tutti.